L'idea che abbiamo dell'americano è quella del caffè filtro, un po' sbagliata, un po' fuorviante come cosa, una forzatura, che però non è all'interno del bicchiere, del tumbler. Il filter coffee si sposa benissimo con i bitter, ha una diluizione eccezionale. Quello che ne esce fuori è un drink estremamente piacevole, con una struttura ben chiara e definita poi nell'americano, con un retrogusto eccezionale, quindi una ricchezza di botaniche e di aromi incredibile. Colorazione del drink identica, ma avrà dei retrogusti tutti particolari. Quei retrogusti ce li darà il caffè, che non sarà mai veramente presente come sapore, ma riuscirà ad esaltare poi le botaniche dei vari vermouth.